Sindacati, comitati e associazioni di inquilini presidiano Calle Larga 22 marzo a Venezia, a poca distanza dal Consiglio regionale del Veneto. Chiedono modifiche urgenti al nuovo regolamento ATER che avrebbe conseguenze pesanti per molte persone che vivono in un alloggio popolare. Ma noi prendiamo esempio anche dalle regioni limitrofe che hanno messo tetti e limiti diversi da quelli assunti del Veneto e che non determinerebbero una fuoriuscita importante di persone dalle case popolari e un aumento vertiginoso dei canoni. In più chiediamo che venga considerata la specificità veneziana che si sta spopolando e con questa legge verrebbe ulteriormente colpita. In provincia di Venezia sono circa 8-10 mila le persone interessate, ma diciamo che qui con un ISEE così costruito, con 20.000 euro, vengono colpite diverse centinaia di persone che sono costrette a lasciare l'appartamento entro i prossimi 2 anni. Una delegazione di manifestanti percorre l'intrico di callette che conduce a Palazzo Ferrofini. Nella sede del Consiglio regionale hanno occasione di ribadire le proprie richieste a diversi consiglieri e all'assessore al sociale Emanuela Lanzarin. Innalzamento dell'ISEE almeno 30.000 euro, una revisione degli aumenti che ci sono stati e un accantonamento, quindi non conteggio del TFR, che logicamente è frutto del lavoro dei nostri residenti e dei nostri anziani. L'assessore Lanzarin alla fine rassicura: i tavoli tecnici costituiti ad agosto in ogni ATER del Veneto hanno terminato il lavoro e la settimana prossima formuleranno osservazioni e proposte che potranno tradursi in modifiche dei parametri. Nessuno verrà buttato fuori di casa, quindi non ci sarà nessun sfratto, e soprattutto che per quegli inquilini, parliamo di anziani perché la categoria che è stata più volte ripresa, soggetti più fragili, che hanno messo via qualcosina, che sono anziani, oggi non ci possono anche permettere chissà che tipo di nuova alternativa. Ci saranno dei correttivi che stanno lavorando i 7 gruppi tecnici proprio per dare serenità e tranquillità a quelle persone che hanno maturato un diritto.